Sono Silvana Bortolami e sono coordinatrice della Rete Utenti per Caso, nata durante la pandemia. Avevamo come persone, come associazioni richieste di aiuto, vista la grande difficoltà che le persone incontravano, quindi una vulnerabilità e fragilità molto trasversale. E quindi utenti per caso, perché tutti potevamo essere utenti. Che cosa fa la rete? La rete valorizza tutte le realtà associative, un elemento molto importante per dire che ogni associazione fa del bene nel proprio contesto per gli altri rispetto alle finalità che ha. La rete crea legami fra le persone e fra le associazioni. La rete si occupa di costruire insieme dei progetti di partecipazione come Net Community, come Giovani in Cattedra, Comunità Educante, come tante altre. E fanno parte della rete associazioni come CEAV, Gioca con il Cuore, IASI Pronto Anziano, le CEP, la Fondazione Nervo Pasini, ENARS. Quindi effettivamente queste sono alcune, di un centinaio ormai di associazioni che insieme lavoriamo per contesti territoriali e in collaborazione con la pubblica amministrazione, in modo da favorire sempre di più un'efficacia dei risultati dell'impegno di tanti volontari. Un aspetto interessante della rete è che la rete crea rete fra le associazioni creano reti fra i volontari, che sono tanti, sono disseminati in tutta la provincia, anche oltre provincia, e questo è particolarmente interessante perché attiva iniziative, azioni, una moltiplicazione costante nei vari territori e poi in tutti gli ambiti, cioè non solamente gli anziani, non solamente la disabilità, non solamente le case di riposo dove ci sono all'interno volontari che fanno attività per le persone ospitate, non solo all'interno delle comunità alloggio, non solo le cucine economiche per la fragilità. Quindi immaginate voi quanto tutte le azioni fatte con il cuore, con disponibilità da parte di tantissime persone generano altre azioni. Quindi è una costruzione generativa costante di moltiplicazione. Non significa che deve essere sempre citata la rete utenti per caso, non è questo importante, ma è importante che vengano generate attraverso tante persone che partecipano alle attività delle varie associazioni modalità di partecipazione, di sensibilizzazione sociale, di costruzione sociale, per cui c'è una convivenza silenziosa, costruttiva, che ha come scopo fondamentale il bene degli altri. Questo è per noi già molto sufficiente, ma per tutti quelli che ci lavorano, perché ogni persona, sia volontario, ogni utente, ogni associazione si sente valorizzata per quello che è e si crea un senso di appartenenza. Io non mi sento solo, so che c'è qualcuno che pensa a me e che mi può accompagnare nel mio percorso di vita, che sia bambino, che sia adulto, che sia anziano, che sia disabile, proprio per facilitare sempre di più questi legami e la considerazione che la persona è al centro. La rete è costituita da tante piccole associazioni, ma all'interno di queste tante piccole associazioni sono delle grandi realtà importanti come la Fondazione OIC, che ci ha consentito, perché ha messo a disposizione spazi, disponibilità, professionalità, ci ha consentito di poter avviare anche iniziative che effettivamente le piccole associazioni o noi piccole associazioni avremmo fatto fatica. Quindi la Fondazione OIC che si apre al territorio, alla comunità, ma già da tanti anni, già con i precedenti progetti di community care, proprio per questa consapevolezza di essere non solo all'interno e di svolgere azioni per il proprio interno, ma di avere anche un ruolo sociale importante, di disseminazione di buone azioni e di valorizzazione delle proprie comunità, perché non è solamente qui a Padova ma anche in altre realtà. Sicuramente Padova è un esempio molto interessante di come fra anche grandi realtà e piccole realtà si possono costruire progetti, iniziative e che consentono in questo quadro anche di avviare anche delle nuove iniziative di rigenerazione, perché questo consente una continua discussione, approfondimento, valorizzazione, studio, ricerca, in modo che le azioni sociali abbiano sempre un senso nel contesto all'interno del quale noi ci troviamo. Con il volontariato si intravedono orizzonti di speranza.